Asia Pellizzari, giovane atleta paraolimpica di tiro con l'arco, il nuovo volto immagine di Mi piace di cuore, il concorso promosso da Ascotrade per lo sport paralimpico in collaborazione con CONI e CIP Veneto. Giunge così alla sua quarta edizione. 80.000 euro già donati in 4 anni, diversi gli impianti sportivi già sistemati, come racconta anche Asia. Abbiamo potuto realizzare una linea di tiro che permette a me e a chiunque persona che voglia andarsi a fare questo sport, può andare autonomamente a prendersi le frecce che si trovano nel paglione in mezzo a un prato verde. 26 progetti selezionati che da domani saranno caricati sulla pagina Facebook Mi piace di cuore e dove il pubblico potrà votarli attraverso un semplice like fino al 1° maggio. 4 quelli che potranno contare su complessivi 20.000 euro. Sono 4 progetti, quindi sono 5.000 euro a progetto che serviranno per realizzare o per l'acquisto di materiale per le società sportive oppure per sistemare gli impianti sportivi stessi. Ricordo che nel frattempo in questi anni abbiamo già sistemato nel Veneto 8 impianti sportivi per disabili. Una giovane testimonial, Asia, che potrebbe arrivare fino alle prossime Paralimpiadi di Tokyo. Con lei anche un altro testimonial, Semi Basso, il ragazzo vicentino colpito dalla progenia, rara malattia per cui lui stesso ha dato vita a una fondazione per cercare di trovare i fondi necessari alla ricerca e con la quale Ascotrade si è impegnata. Sport e disabilità dunque non più un tabù oggi. Abbiamo dimostrato come anche il settore paralimpico può essere un settore che fa immagine. E quindi da questo punto di vista stiamo crescendo molto. Quindi ora ogni imprenditore sa che un intervento nel settore paralimpico, oltre ad essere un intervento di grande valenza sociale, è un intervento che ha anche un ritorno dal punto di vista dell'immagine e questo possa essere veramente utile in futuro.